Ecco l'acqua che scende, che precipita giù, immagini riprese dalla sottostante via Carusolanza, immagini subito rimbalzate sui social, anche con un certo allarmismo, tanto che qualcuno scrive: non percorretelo, il ponte è poco sicuro, a creare preoccupazione, a seminare panico nell'opinione pubblica il viadotto Morandi, un'arteria importante, nevralgica, che collega la città dei Templi con Porto Empedocle. L'SOS lanciato è stato prontamente raccolto dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale ha subito contattato i vertici dell'ANAS per segnalare l'anomalia e per avere chiarimenti. A distanza di poche ore dall'intervento, Firetto rassicura: ho sentito il direttore regionale dell'ANAS che mi ha comunicato che il fenomeno legato alle forti piogge è stato determinato dall'ostruzione di un pluviale. Una squadra ANAS intervenuta sui luoghi ha disostruito il pluviale e il problema è stato risolto. E questa è la notizia che il sindaco di Agrigento Calogero Firetto dà alla città. L'acqua che cade giù dal ponte Morandi è diventata l'immagine simbolo delle ultime 24 ore. La foto, diventata subito virale sui social, è stato un tam tam di notizie che hanno creato non poco allarmismo. Per fortuna rientrato.